Lo sgombro lardiato. Innanzitutto abbiamo due meravigliosi sgombri, sono abbastanza grossi come vedete, e per insaporirli dentro, oltre a questa incisione che abbiamo fatto per pulirli, andiamo a fare delle incisioni lateralmente in modo tale che le andiamo a condire anche all'interno e nella cottura si insaporisce tutto il pesce. Pronto, l'uovo è caduto, lo rimettiamo al suo posto. Facciamo un pestato, proprio un pestato, non facciamo un pesto, che è diverso, con dell'aglio, perché l'ardiata appunto l'aglio ci vuole. Mettiamo il sale per agevolare oddio. È fresco l'aglio ed è fresco il pesce. E allora andiamo a metterci un po' di origano. Piatto che è molto profumato questo. Ok. E andiamo a schiacciare proprio. Deve essere proprio una crema, deve venire fuori. Ok, penso che ci siamo. Allora, andiamo a salare il pesce. E andiamo a farcirlo. Facciamo così. Poi ci aiutiamo con le mani. Completiamo l'intingolo che poi ci servirà anche ci aiuta nella cottura del pesce. Perciò mettiamo del pomodoro tagliato a pezzettini piccoli, dove abbiamo pestato l'aglio, dove c'è ancora un pochettino di aglio. Pestiamo pure un po' il pomodoro. Aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva e un pizzico d'aceto. E ora possiamo andare a cuocere il nostro pesce. E allora prendiamo i nostri sgombri e li mettiamo sulla brace. Eccoli qua. Li lasciamo cuocere. Iniziamo la cottura. Mettiamo il nostro pesto che abbiamo fatto poco fa, lo spennelliamo con del rosmarino fresco, perciò abbiamo ancora un altro aroma che diamo al nostro pesce e andiamo a insaporire. Nel frattempo si cuoce, ci vuole un po' di pazienza. Il pesce è molto delicato, perciò bisogna stare attenti anche quando si gira, perché già vedi, tende sempre a
rompersi un po'. Ecco già che da un lato ci siamo con la cottura, spennelliamo un altro poco così lo ammorbidiamo. Eccoci qua all'impiattatura, abbiamo cotto il nostro pesce e ora lo andiamo a metterci a condirlo con il nostro pomodoro che abbiamo pestato prima, un uscello di rosmarino, un filo d'olio, In modo di preparare lo sgombo e e il poi pesce azzurro. giustamente l'ultimo odore non può mancare che l'origano. Questo piatto abbiamo fatto un food cost di meno di 3 euro a persona. È un pesce saporito che trovi fresco dal pescivendolo, dal pescatore, perché non c'è altra alternativa. Si può fare arrostito, che è il migliore, o in padella se non hai la brace, la possibilità di fare la brace e vuoi fare una cosa più sbrigativa, ma i profumi e i sapori rimangono veramente eccezionali.